Sono soddisfatta del lavoro che hanno fatto carabinieri e tutto. Purtroppo però Enza non c'è più. Marica De Piccoli è stata una delle amiche più care di Vincenza Saracino, la cinquantenne che quasi ogni giorno faceva tappa qui alla trattoria La Perla, a Sette Comuni, per un pacchetto di sigarette e un caffè, nel tragitto tra l'abitazione di Canizzano e il lavoro nel sexy shop del marito a Preganziol. Con Marica, tra una parola e l'altra, Enza, così la chiamavano tutti, mai aveva fatto cenno a quel vicino di casa, diventato poi, secondo gli inquirenti, il suo killer. Non mi ha mai parlato di queste cose qua lei. Questo fatto qua non... Quindi probabilmente non dava neanche tanta importanza. Esatto, credo che fosse stato magari un classico vicino che parli così, ma non vai a pensare che questo possa fare una cosa del genere. Devo ancora iniziare a rendermi conto che questo fatto qua mi ha colpito abbastanza. Chi più, chi meno, in tanti conoscevano Vincenza e le sue abitudini. Le notizie delle ultime ore lasciano attoniti. Scherzavamo, passava, c'erano le battute classiche del classico comportarsi da veneto. Il richiamo, bella la bicicletta, eccetera. Era stato un fatto gravissimo. La giustizia che faccia il suo corso come deve essere, effettivamente. Stessa parola come ha detto lui, non ha nient'altro da dire. Che venga fatta giustizia. Sì, da 0 a 10. Qui che serve. Una manciata di chilometri divide 7 comuni dall'Iperlando sul Terraglio. Anche qui Enza era un volto noto e ben voluto, molto più defilato il suo presunto assassino, l'italo-venezuelano Luigi Nasato. Sempre col sorriso, sempre educato e gentile, ecco. Mentre lui, ecco, questo soggetto si vedeva poco, infatti tutti quanti. Questo soggetto, ti dico, in giro io l'ho visto relativamente poco, ecco. Qua quasi mai visto, se non di sfuggita qualche volta, in giro per di qua, probabilmente magari perché veniva qua in zona a fare la spesa o quant'altro, ecco. E che adesso sia giusto che chi ha fatto questo gesto paghi e risponda delle sue azioni, ecco, giustamente. Risponda di quello che ha fatto lui. Giustizia ora è il termine più ricorrente. E adesso spero che le autorità portino questo personaggio a Treviso per il processo, per le cose che va, e soprattutto l'ergastolo a vita. Punto. Che venga fatta giustizia e basta quello. Che venga fatta.